La stagione acuta della pandemia ha messo a dura prova la tenuta del sistema globale e nazionale. La durissima fase del lockdown, che ha comportato effetti drammatici sulla vita delle persone, la crisi economica mondiale che ne è conseguita e che ha pesato particolarmente in Veneto, ma anche la crisi sociale che si è ingenerata, hanno impattato violentemente sulle società moderne. La campagna vaccinale inaugurata qualche mese fa ha riacceso la speranza di un ritorno, seppur graduale, alla normalità, ma l'andamento attuale dei contagi, dovuto in larga parte alle resistenze di alcuni alla vaccinazione, come ci ha confermato poco fa anche il Presidente Zaia, rischia di mettere in discussione i tanti sacrifici fatti finora e anche l'idea stessa di ripresa. Dunque questa fase è cruciale perché siamo certamente usciti dal momento drammatico dell'emergenza, quella legata principalmente ad azioni e risposte di natura sanitaria, e siamo invece oggi di fronte alla fase della reazione, delle risposte, di ripresa e di resilienza, appunto, che servono per progettare il futuro. E quindi dobbiamo affrontare probabilmente questa fase in maniera anche diversa da quella che avremmo auspicato, perché, come dicevo, la pandemia non è ancora totalmente vinta dal vaccino e dovremo dunque saper conciliare la necessità di rilancio, la necessità di riprogettazione, senza poterci permettere di abbassare la guardia rispetto alla pandemia. Ma la fase è cruciale anche perché questa manovra di rilancio non la dovremo affrontare a mani nude, come in parte è accaduto all'inizio della pandemia, bensì potremo contare su un cambiamento radicale di impostazione delle istituzioni europee e nazionali che ci offrono oggi l'opportunità concreta di realizzare il cambiamento necessario, mettendo a disposizione ingenti risorse economiche. Penso al mutamento di rotta nel segno della condivisione e della solidarietà maturata in Europa, che vede nel Next Generation EU il segno più prezioso. 235,12 miliardi tra prestiti e sovvenzioni sono l'elemento più tangibile di questo cambiamento. Ma penso anche agli strumenti della politica di coesione. In piena pandemia la programmazione europea è stata rapidamente adeguata alle nuove necessità, prima fra tutte quelle del rafforzamento dei sistemi sanitari e del sostegno agli operatori economici e ai lavoratori, strumenti che hanno consentito anche alla nostra regione di erogare contributi significativi velocemente a imprese e lavoratori, ma anche hanno garantito un grado elevatissimo di flessibilità nella gestione e nella modifica dei programmi in corso di intervento. Ma anche lo Stato italiano ha voluto affrontare la crisi attivando fin da subito politiche fortemente espansive, mettendo a disposizione delle regioni nuove e importanti risorse, alcune vincolate, altre no, estendendo a tutte le autonomie locali il superamento del vincolo del patto di stabilità, intervenendo in compensazioni per le minori entrate determinate dal blocco e dalla cancellazione di imposte con cifre importanti. Per il Veneto si è trattato di circa 135 milioni di euro senza vincolo di destinazione. E a questi si aggiungono gli interventi straordinari in ambito sanitario, alcuni di natura temporanea, penso agli stanziamenti previsti appositamente per affrontare l'emergenza Covid, che per il Veneto hanno significato quasi 1 miliardo di euro, e altri che riguardano investimenti strutturali previsti per il Fondo per il fabbisogno sanitario nazionale, che arriverà a 121 miliardi nel 2021 e quasi a 130 nel 2022. E anche gli investimenti fissi pubblici torneranno a crescere in maniera significativa, a differenza di quanto avvenuto negli ultimi anni, sia quelli a riparto sia quelli previsti come concessione di spazi finanziari. Senza contare gli investimenti specifici che riguarderanno la nostra regione, pensa a quelli per la riduzione dell'inquinamento dell'aria nella pianura padana, quelli per l'edilizia sanitaria, quelle per le Olimpiadi, quelli per lo sviluppo infrastrutturale. Quindi noi ci troveremo ad affrontare questo nodo drammatico della storia, fortunatamente e diversamente da quanto avvenuto in passato, non da soli, ma con un sostegno esterno che potrà essere fondamentale. Ed è in questo contesto cruciale che viene presentato questo documento di programmazione. Ora, su questo, prima di tutto, una nota che definirei quasi di metodo. Non c'è dentro questo documento, fatta eccezione per un breve cenno in riferimento alle politiche attive per il lavoro,
una proposta strutturata riferita al PNRR. La definisco questa una premessa di metodo perché al contrario, secondo me, questa avrebbe dovuto essere l'architrave di tutto il documento, proprio per le ragioni che ho espresso in premessa. Abbiamo il modello di riferimento, politico prima di tutto, ci viene sostanzialmente regalato dall'Europa col Next Generation EU e confermato dal governo italiano con il PNRR. Ci indicano esattamente questi due documenti verso dove indirizzare la nostra programmazione. La sostenibilità, l'ecologia, la coesione sociale dovrebbero essere gli assi portanti, i pilastri della nostra progettazione regionale. E questo non lo dico soltanto pensando alle risorse che sono messe sul tavolo, ma lo dico proprio riferendomi all'impianto politico di questi documenti. E invece a me sembra che questo manchi in questo documento, perché ciò che io ritrovo in questo documento di programmazione è esattamente la riproposizione del paradigma di sviluppo pre-Covid. E io penso che con quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo sia sbagliato riproporre semplicemente ciò che era prima. Penso che una pandemia che ha modificato l'impianto granitico dell'Europa dell'austerity, la pandemia che ci ha addirittura portato al governo insieme, come può non essere determinante, come può non incidere nella visione che noi abbiamo e avremo della società veneta? Guardate, io non credo che basti cambiare qualche parola, qualche aggettivo per affrontare il cambiamento globale che è in atto e che inevitabilmente coinvolge anche la nostra regione. La pandemia ha trasformato le società moderne. Chiudono o stanno chiudendo fabbriche storiche in tutto il mondo e contemporaneamente diventano colossi internazionali, aziende che fino a ieri erano minuscole. Zoom ha raggiunto in pochi mesi 2,4 milioni di utenti. Amazon decuplica in un anno i suoi profitti. Airbnb e Uber, che sembravano ormai astri nascenti e indiscutibili dell'economia mondiale, iniziano a lasciare a casa persone e a chiudere sedi. Ma anche rispetto alla nostra vita quotidiana i cambiamenti di questa pandemia sono epocali. Le persone hanno imparato che si può lavorare da casa. I cittadini hanno imparato che hanno tanto bisogno dello speed quanto dell'aperitivo con gli amici. I ragazzi, i bambini hanno capito quanto è importante andare a scuola, frequentare le aule di studio. Insomma, in questo anno è cambiato tutto ed è impensabile che non sia cambiato il programma di governo di questa regione. E non comprendere il cambiamento in atto io credo sia un problema serio e farò alcuni esempi. Anzi, parto da un esempio, ma davvero non è una provocazione, lo faccio apposta perché so che è un tema sensibile, lo ha citato anche il Presidente nella sua relazione. Ora, sono passati 4 anni dal referendum sull'autonomia. Ora, sembra passato un secolo. Se ripensiamo al clima, alle idee, anche al dibattito pubblico che c'era 4 anni fa attorno a quella discussione, oggi abbiamo la necessità di ripensare anche a quel confronto, perché è cambiata la percezione del concetto di Stato, di funzione statale, è cambiato il vocabolario istituzionale che dovremmo utilizzare. Allora io non voglio ovviamente convincervi a cambiare idea su quella proposta, però mi piacerebbe che questa pandemia insegnasse anche a quest'Aula che i tempi sono maturi anche su quel fronte per una discussione più matura, più approfondita, perché forse oggi più di ieri sul ruolo del pubblico e sulla funzione dello Stato qualche riflessione in più può essere fatta, perché forse più di ieri la necessità di superare l'impianto conflittuale, divisivo, isolazionista di quella proposta che rischiava di dividere tra regioni ricche e regioni povere può essere oggi superato. In parte il Presidente nella sua relazione ci ha, avviato a questa discussione, perché forse oggi è più utile, più sensato ragionare attorno a un federalismo fondato sul protagonismo dei cittadini e non sulla quantità di risorse, è forse un po' più utile metterla così.
E lo dico davvero non per fare una valutazione di natura ideologica su questo tema, ma per fare magari anche un passo avanti nella discussione, perché magari questa pandemia ci ha fatto capire che Veneto Autonomo ha senso soprattutto in alcune materie e magari ci ha aiutato a capire esattamente in quali materie bisogna spingere per fare cosa. E invece no, Veneto Autonomo in tutte le 23 materie e basta, come se nulla fosse accaduto in questo anno e mezzo. A me questo sembra un limite ed è lo stesso limite che io ritrovo nell'approccio alle risorse del PNRR. Perché guardate, c'è un tema di fondo in questo DEF, nelle parole che spesso sentiamo dire dall'assessore Calzavara, persino nella premessa del Presidente, rispetto al fatto che la maggior parte delle risorse del Piano nazionale sia destinata a soggetti diversi dalle regioni come impianto. Premesso che a me non sembra non ci sia stato un coinvolgimento delle regioni sull'organizzazione del PNRR, esse sono a pieno titolo all'interno della cabina di regia, titolare dei poteri di indirizzo per l'attuazione degli interventi, sono nel tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale che ha un'importante funzione consultiva. Io penso invece che il Governo, inserendo le regioni nei luoghi dove si assumono le decisioni e non soltanto tra l'elenco degli enti che usufruiranno direttamente delle risorse, ci sta dicendo un'altra cosa, e cioè che il tema non è chi spenderà quelle risorse, il punto è per cosa verranno spese quelle risorse. Ecco perché è importante che le regioni stiano in cabina di regia e che non è indispensabile che siano anche i soggetti attuatori, ma è indispensabile che abbiano delle idee su come spendere quelle risorse. Perché noi non pensiamo che quelle risorse vadano spese a tutti i costi. Non pensiamo che siano semplicemente i soldi che oggi arrivano e che prima non avevamo per fare le cose di prima. Non pensiamo che basti mettere indietro le lancette dell'orologio, avere i soldi a disposizione e procedere con la progettazione. Noi pensiamo, ed evidentemente il Presidente Draghi la pensa come noi, che quelle risorse si trasformeranno da occasione straordinaria in concreto cambiamento solo se saremo in grado di utilizzarle per orientare un nuovo modello di sviluppo, solo se sapremo definire un nuovo progetto di società, solo se riusciremo a sfruttare questa fase e quelle risorse per correggere le strutture e le diseguaglianze di questo tempo. E anche questa è una discussione assente dentro questo documento di programmazione. Allora io credo che noi oggi, di fronte a quelle risorse e con queste possibilità, dovremmo chiederci quale progetto vogliamo costruire, se saremo in grado di intercettare direttamente o indirettamente quelle risorse. E quindi la Regione del Veneto io mi aspetto che non svolga soltanto una funzione di guida dal punto di vista politico della riorganizzazione di quelle risorse, mi aspetto anche che la Regione sappia organizzare questo territorio direttamente per la quota assegnata alle regioni, ma anche indirettamente, costruendo insieme agli enti locali, alle province, agli altri soggetti, l'impianto programmatico che può diventare la risposta per il Veneto del futuro. Nel 2026 non solo devono essere terminati i progetti finanziati con il PNRR, deve essere cambiato l'impianto, la prospettiva, il progetto di questa regione. Quindi non è soltanto una questione di soldi, è una questione di idea, di futuro. Ecco perché delle volte i contenuti di questo documento sembrano fuori sincronia. Le proposte politiche in cui si articola il piano programmatorio sembrano estranee al contesto, prive, a mio giudizio, di quella spinta al cambiamento che la fase imporrebbe e le risorse consentirebbero. Faccio alcuni esempi, quello più semplice in ambito sanitario. L'esperienza del Covid ha profondamente segnato il dibattito pubblico attorno alla sanità e per questo oggi appare urgente interrogarci su quale sarà il futuro dei sistemi sanitari dopo la pandemia. E questa so che è una premessa che condividiamo, l'ho ritrovata nel documento. E allora bisogna trarne le dovute conseguenze con serenità, proprio perché la pandemia ci deve aver insegnato qualcosa. La medicina integrata e i servizi territoriali si sono oggettivamente impoveriti in questi anni per mancanza di finanziamenti
anche per responsabilità nazionale, ma io penso anche per responsabilità politica. Ora, condividiamo l'idea che si debba invertire la rotta e tornare a investire sul territorio e sulla medicina territoriale? La marginalizzazione del ruolo dei sindaci nella pianificazione dei servizi sanitari e sociosanitari non ha aiutato nel momento in cui dovevamo intervenire sul territorio per affrontare la pandemia. Condividiamola questa cosa e invertiamo la rotta. Il sovraccarico di domanda della funzione ospedaliera per i malati acuti ha allungato le liste d'attesa, ha fatto scivolare progressivamente sul privato convenzionato. Non va bene, invertiamola insieme questa rotta. E tutto questo mentre l'epidemia ci ha insegnato quanto sia necessaria l'assistenza domiciliare, la medicina territoriale e quanto sia necessaria la sanità pubblica universale per tutti. Su questi temi ragioniamo, perché la pandemia non può lasciare la nostra discussione senza conseguenze. L'andamento demografico ci suggerisce già la priorità da assumere per orientare la programmazione. Non è una questione politica, è una questione oggettiva. I temi della non autosufficienza, la cronicità, la fragilità comportano costi sociali ed economici insostenibili per le famiglie. Il ritardo nella riforma delle IPAB non è più tollerabile. Ma la pandemia non ha avuto solo effetti in ambito sanitario. Globalizzazione e progresso tecnologico hanno prodotto uno sviluppo economico non coordinato, non equilibrato, non una riduzione delle diseguaglianze, semmai un allargamento, e la diffusione del Covid ha sostanzialmente seguito le stesse linee di confine tracciate dalle diseguaglianze che già c'erano e si sono aggravate, perché l'impatto sociale del Covid non è stato uguale per tutti, ha colpito i vulnerabili più dei sani, le lavoratrici più dei lavoratori, i poveri più dei ricchi. E noi non possiamo pensare che questi elementi non vadano inseriti dentro la nostra riflessione. Nel 2020 in Veneto sono diminuiti gli occupati del 2,4%, sono aumentati per la prima volta da anni i disoccupati e gli inattivi. Sono ad oggi 130.000 i veneti che cercano lavoro e per la prima volta da davvero tanto tempo il saldo occupazionale è negativo per 11.000 posizioni. Le misure del governo hanno certamente contenuto i danni per quanto riguarda l'occupazione stabile, ma gli effetti si sono scaricati pesantemente sul lavoro precario, stagionale, fragile, sul lavoro dei giovani, sul lavoro delle donne. Serve allora prima di tutto dare strutturalità ad interventi che evitino di lasciare le persone prive di protezione e sostegno. E contemporaneamente è fondamentale investire nella creazione di nuovo lavoro, stabile, di qualità. Noi abbiamo parlato dei patti per il lavoro, perché è chiaro che non può essere l'istituzione regionale a risolvere questo problema, ma costruiamo un'alleanza trasversale con le istituzioni, le organizzazioni datoriali, le organizzazioni sindacali, le libere professioni, per costruire insieme un patto condiviso che traghetti il Veneto fuori da questa crisi. E anche il tema dell'esclusione dal mondo del lavoro è un tema cruciale. Nel 2020 beneficiare di misure di contrasto alla povertà in Veneto sono state oltre 96.000, il 33% in più rispetto all'anno precedente. Ora serve evidentemente uno sforzo enorme per ricollocarle dal punto di vista lavorativo, ma serve anche, assente questo drammatico nella vostra programmazione, un'azione concreta contro il fenomeno dei lavoratori poveri. L'ascensore sociale non funziona in Italia e anche in Veneto. E il tema della povertà lavorativa, cioè dei giovani che lavorano ma non ottengono un reddito sufficiente per costruire un progetto di vita, è un fenomeno che riguarda anche la nostra regione. E gli strumenti al sostegno al reddito, io credo, non sono la soluzione. A fianco di misure di stampo lavoristico, di competenza nazionale, servono urgentemente interventi legati alle possibilità di accesso a beni, a servizi sociali, sanitari, abitativi, che aiutano la rimozione delle disparità di censo.
Del resto lo stesso problema, cioè le disuguaglianze di partenza, di opportunità, i ragazzi la misurano già all'università, quando chi se lo può permettere può andare a stare in un alloggio, può pagarsi la retta, e chi non se lo può permettere fa fatica. Allora quando chiediamo un aumento delle borse di studio non lo facciamo per gioco, lo facciamo perché se vogliamo contrastare le diseguaglianze che la pandemia ha accentuato, dobbiamo partire da lì, dall'offrire ai nostri ragazzi pari opportunità tra loro. In questa regione, pur in presenza delle più prestigiose università italiane, non ci sono pari condizioni per tutti in termini di accesso all'istruzione. Ma più in generale lo snodo cruciale sarà il sistema educativo e formativo. L'intervento sulla scuola, sui servizi educativi deve essere al centro del nostro impegno, Presidente, partendo dai nidi, che rappresentano un investimento doppiamente efficace nel sostegno all'occupazione femminile e nella possibilità di ridurre la disparità di opportunità per i bambini. Lei ha fatto riferimento alle paritarie, sono un presidio fondamentale di questa regione, consentono alle famiglie di essere messi sugli stessi blocchi di partenza. Io concordo, e la scuola continua a rappresentare un presidio di democrazia reale che certamente fornisce nozioni, ma può contribuire a riattivarlo quell'ascensore sociale. Dunque investiamo lì. I dati sulla dispersione scolastica, l'accesso ancora troppo esiguo al titolo di studio universitario, la distribuzione differenziata delle conoscenze sulla base di fattori di ordine sociale, di genere, territoriale, di nazionalità, devono costringerci a mettere la scuola per tutti al centro della nostra agenda e fare dunque in modo che la scuola sia strumento contro le diseguaglianze del domani. E non ci esime però questo dall'occuparci ciò che oggi c'è in Veneto. Nel 2020 si è verificata un'impennata degli indicatori di povertà assoluta. Le famiglie povere crescono in questa regione del 30% e sono soprattutto le famiglie numerose, con figli disabili, straniere, con genitori disoccupati. I poveri esistono, Presidente, anche in Veneto, sono famiglie con bambini. Allora il nostro compito deve essere anche quello di garantire a queste persone, a tutti, a chi è rimasto indietro, protezione e opportunità di riscatto. Protezione e opportunità di riscatto. Ma oltre ai temi dell'oggi, alle emergenze, ci sono anche dei temi che riguardano le persone che bisogna affrontare, io penso, guardando in prospettiva. In questo documento c'è un'assenza che a me pesa molto rilevare, perché nel nostro Paese, in Italia, non solo nel Veneto, esiste una grande questione demografica. È necessario agire oggi, con velocità, in più direzioni, per contrastare un fenomeno che si ripercuote e si ripercuoterà sempre più pesantemente nell'equilibrio delle società moderne. E allora bisogna intervenire nel campo del lavoro, degli oneri familiari, delle asimmetrie di genere, delle autonomie dei giovani. Serve un vero e proprio piano per i figli che parta dal lavoro femminile. Più le donne lavorano, più la natalità è elevata, rafforzando al contempo le politiche di conciliazione tra lavoro domestico e lavoro di mercato, le infrastrutture sociali, scuole, asili nido, parchi e impianti sportivi, ovvero quella serie di strutture che rendono meno complicata e meno costosa la genitorialità. E poi serve una spinta forte alla riduzione delle asimmetrie di genere nella gestione domestica e familiare, ancora sproporzionalmente a carico delle donne. E infine c'è il tema della riduzione del costo dei figli. Serve un aumento concreto dei trasferimenti pubblici a favore dei genitori. La cura della famiglia si misura su questi parametri. Ma la questione centrale, secondo me, di cui ci dobbiamo occupare è la lettura dell'attualità che riguarda lo sviluppo economico. Io sono d'accordo, Presidente, che le Olimpiadi siano una grande occasione per quel territorio marginalizzato che ha bisogno di un nuovo protagonismo e per tutta la regione. Ma oltre alle Olimpiadi bisogna avere e mettere bene a fuoco le necessità dell'impianto produttivo di questa regione. Le innovazioni tecnologiche, dalla diffusione della digitalizzazione e dell'automazione fino all'ammodernamento della pubblica amministrazione, stanno continuando
a cambiare in profondità e in modo sempre più pervasivo il nostro modo di vivere, la nostra cultura, e coinvolgono sia i contesti industriali produttivi ma anche la nostra vita quotidiana, la dimensione domestica. Questi sviluppi, che certo pongono problemi di natura sociale, in riferimento in particolare alla condizione dei lavoratori impiegati, penso all'e-commerce, al grande tema della logistica, rendono però anche evidente quanto la digitalizzazione sia un'innovazione strategica attorno a cui vanno progressivamente riorganizzandosi tanto l'economia quanto la società. È proprio questo aspetto relativo non solo alla produzione ma anche ai comportamenti sociali a fare di questa rivoluzione industriale un unicum nella storia e di conseguenza ad aumentare la responsabilità pubblica nell'orientarne lo sviluppo. In un contesto che rischia di amplificare le diseguaglianze è essenziale inserire elementi di democraticità, di equità, oltre che a presidiare l'enorme questione dell'utilizzo dei dati personali che circolano liberamente ogni secondo e che nel mondo digitale significano ricchezza economica. Incrementare il livello di digitalizzazione e di innovazione del settore privato e della pubblica amministrazione è fondamentale non solo per ridurre gli oneri burocratici e rafforzare il sistema produttivo, ma anche per costruire un sistema coerente con i cambiamenti che incrociano l'ambito del lavoro, il sistema del welfare, il mondo economico, la vita sociale delle persone. Anche in Veneto serve una forte spinta per rafforzare le competenze digitali della pubblica amministrazione e creare le infrastrutture materiali necessarie ad accrescere servizi e opportunità, con un'attenzione particolare alla scuola e alla didattica. La macchina amministrativa deve essere efficace, non assente. Semplificare non deve significare smantellare il presidio pubblico, ma semmai rafforzare un sistema amministrativo che funzioni, che sia a portata di cittadini e di imprese, che ne sappia individuare le necessità, che risolva velocemente i problemi. E anche le imprese che si stanno misurando con i processi di digitalizzazione vanno sostenute. In Veneto ci sono esempi virtuosi che hanno già compreso quanto sia indispensabile spingere sull'innovazione, ma questo non basta. Non possiamo lasciare che sia la selezione naturale a dire a chi tra le nostre aziende ce la può fare e chi no. Il Veneto ha un sistema economico solido, organizzato principalmente attorno a piccole e medie imprese del settore manifatturiero, spesso raccolte in distretti produttivi. È un modello che è stato certamente uno dei fattori del successo di questi decenni. L'innovazione tecnologica e digitale deve essere l'occasione per implementare politiche pubbliche di filiera che allarghino i confini geografici dei poli industriali, mettendo finalmente in connessione la nostra regione con il resto del mondo e investendo su processi di internazionalizzazione sia dei prodotti che dei processi rispetto alle tecnologie digitali come elementi abilitanti. Serve un progetto per questa regione, per la sua digitalizzazione, per la sua trasformazione ecologica e sostenibile dell'impianto produttivo. Non basterà, temo, la distribuzione dei contributi europei. Se sbagliamo oggi a finalizzare queste iniziative, rischiamo che il divario con il resto d'Europa su questa frontiera diventi poi incolmabile. E il bisogno di innovazione tecnologica deve incrociare modelli di produzione e di consumo sostenibili. La transizione ecologica, la capacità di disegnare interventi di politica regionale in un'ottica di sviluppo sostenibile deve avere un'attenzione particolare. La riconversione green, a maggior ragione in uno scenario di ripartenza in cui i tessuti sociali possono essere sfilacciati, rischia di scaricare il proprio costo sulle fasce più deboli. La riconversione ecologica non è un processo a costo zero. Sta alla politica costruire percorsi per cui questa riconversione appunto non si scarichi sui più fragili. Va presidiato questo elemento. E la sfida dunque non è solo della transizione, ma è della transizione giusta, che ci impone di pensare e proporre soluzioni strutturali in grado di fare della nostra regione un modello europeo che sappia coniugare sviluppo economico e protezione dell'ambiente, incremento della produttività e salute delle persone, soprattutto pensando al fatto che i fenomeni naturali si sviluppano sempre più frequentemente e più violentemente.
Esiste infatti oggi un Veneto che con caparbietà e successo ha accettato già la sfida della sostenibilità. 41.529 imprese green in questa regione. Siamo al terzo posto in Italia per numero assoluto di imprese che hanno investito in tecnologie e prodotti a basso impatto ambientale. Una realtà straordinaria che per diventare ancora più forte e più competitiva anche all'estero ha bisogno di un accompagnamento concreto, credibile. Ecco, io penso che siano queste le grandi questioni che dentro questo documento sono poco chiaramente affrontate, che invece dovrebbero animare la nostra discussione e dunque anche le politiche di bilancio. Questi sono alcuni temi: la sanità, l'attenzione alle persone, il futuro dei giovani e della scuola, la struttura economica, che a nostro avviso sono fondamentali e che avremmo voluto vedere al centro di questo documento. Abbiamo presentato, Presidente, un'ampia manovra emendativa con la quale vogliamo contribuire alla discussione di oggi e vogliamo offrire il nostro contributo per quello che a nostro giudizio può e deve essere il Veneto del futuro. Grazie Presidente.